Benvenuto, amici bellini, funzionano le notifiche improvvisamente. Buon martedì, ovviamente di inizio settimana. Questo video è il terzo episodio di questa rubrichetta. Mi raccomando, se non siete iscritti ancora, iscrivetevi al canale Telegram che trovate in descrizione, perché ho intenzione di andare live sull'altra piattaforma più tardi, quindi seguite e parliamo, lo sapete, parliamo di calcio, ci giochiamo, ci divertiamo, siamo di meno e andiamo senza indugio, perché anche la petizione, non vi dimenticate, già più di 200 persone, andate a firmare la petizione che la giro a chi di dovere. Però in questo momento dovete godervi il video di oggi, Napoli e Serie A visti da... Cominciamo. È un martedì pazzesco, rumori incredibili, rumori. Amici bellini, è un onore e un piacere. Questo è il terzo episodio di questa rubrichetta che abbiamo chiamato il Napoli e la Serie A visti da, e ho il piacere di presentarvi, se non lo conoscete siete completamente pazzi, ma credo che alcuni di voi lo conoscano già, Ludovico Rossini, che io posso identificare come il maestro del fantacalcio. Ludovico, presentati per chi fosse pazzo e non ti conosce. Il maestro Manzi del fantacalcio. Ho un canale da 5 mesi che si occupa di fantacalcio e per il momento è andata particolarmente bene. Diciamo che mi occupo principalmente di fantacalcio, cercando di fare non solo dei consigli ma anche e soprattutto storytelling, ecco, rispetto al fantacalcio. Diciamo che il passaggio era quello. E tutti si troveranno a passare, ovviamente c'è il link in descrizione, nel titolo, si renderanno conto che un canale tra virgolette giovane, 5 mesi è pochissimo, ma che hai già sfondato il tetto dei 50.000, quindi i miei complimenti, e vuol dire che lo stai facendo molto molto bene. Non è solo il video così, mettete Milenkovic, no, c'è di più e c'è di meglio, c'è tanto editing, c'è tanto lavoro alle spalle. Sì, una grossa... Diciamo che tanti mi dicono, fai più video, potessi, cioè, avendo il tempo magari, però ci vuole più tempo. E poi mi piace un po' quest'idea, un po' tipo da serie TV in cui devi attendere l'episodio dopo. Come sta facendo adesso Disney Plus con WandaVision, ci stanno dando un po' lavoro. Tanti stanno riportando questo, anche Snowpiercer adesso, per esempio io e Laura, mia ragazza, siamo condannati a sti che dobbiamo aspettare il martedì, e quindi noi siamo abituati al binge watching e siamo devastati. Beh. E quindi andiamo alla ricerca di serie da fare in binge watching, perché no, una volta a settimana non vale. Però obiettivamente secondo me vale più sul lungo periodo, parlando da quando emerge il responsabile comunicazione che in me dice che effettivamente è qualcosa che ti resta. Se uno pensa a una delle serie del 2020 che è rimasta più impressa, che è quella su Michael Jordan, che aveva appunto una scadenza settimanale, insomma, lì erano 2 puntate, erano stati un po' più generosi. Però alla fine è un modo per restare più impressi. Assolutamente, sono d'accordissimo. Infatti ho citato WandaVision, io lo sto guardando di volta in volta, ma lo riguarderò perché lo voglio anche binge watchare, assolutamente. Quindi, allora, tornando al calcio, Serie A ieri non si è chiusa, perché oggi che postiamo questo video deve ancora giocare il Verona, ma ci sono cose che ti hanno sorpreso in questa giornata per caso? Così chiedo. No, effettivamente nessuno. Come poter... Cioè, era assolutamente scontato, diciamo, che il Napoli uscisse con una porta inviolata con Rachmani e Maximovic protagonisti di una partita incredibile, e una Juve che non crea niente di niente, veramente noiosa a tratti, e soprattutto poi ancora un Insigne che finalmente mette dentro un rigore contro la Juve, altra cosa inaspettata sulle cose inaspettate. Era una giornata veramente inaspettata. Io tra l'altro, come tanti altri tra virgolette esperti di fantacalcio, comunque non avremmo mai detto di schierare né Insigne né di pensare di mettere il portiere del Napoli. Io stesso non l'ho messo, ho lasciato Insigne in tribuna, pur essendo possessore di Insigne ho lasciato Insigne in tribuna per mettere chiaramente avevo la scelta, potevo mettere, ho messo Ronaldo, ho messo Berardi, ho messo Ilicic, a saperlo invece è stato un piacere per i napoletani
molto meno immagino per le agenzie di scommesse e per i fantallenatori, ecco. Sicuramente sì, non ci scommettavamo neanche noi, Ludovico, è chiaro. Quando ci hanno dato quel rigore io ho gridato nella mia reaction: non ce lo date, vi prego, fateci, è meglio che piangiamo per tutta la settimana per il rigore netto, ma non ce lo date perché si diventa una tragedia. Rigore che c'era, insomma. Senti, tu, domanda proprio da fantacalcio, perché a me questo argomento interessa e credo che l'anno prossimo cercherò di organizzarmi perché mi manca e c'è tempo a finché c'è tempo a disposizione si può fare. Tu dai importanza al cambio di allenatore quando scegli un giocatore da comprare, quando lo consigli? Faccio un esempio, un Lozano che l'anno scorso con Ancelotti così e così, ruolo eccetera eccetera, poi con Gattuso si ritrova ed effettivamente diventa decisivo. Tu ci pensi a queste cose oppure no? Io ammetto che sono io sono un fantallenatore noioso, nel senso che io sono uno di quelli molto conservativi e io dico sempre vinco il fantacalcio perché poi mi baso su determinate certezze. Poi ovviamente ogni anno ho qualche pupillo, qualcuno che magari dici ti ispira particolarmente. Io ammetto che l'anno scorso, l'anno del flop, avevo molte aspettative su Lozano, perché vedendolo giocare dici questo è uno forte a giocare a calcio. Certo. E poi, visto che in Serie A i giocatori particolarmente veloci hanno sempre proprio spazio, perché poi si gioca un calcio un po' compassato e quindi quando uno ha il cambio di passo è efficace. Quindi io pensavo che Lozano già dall'anno scorso potesse fare benissimo. Quest'anno ammetto che è passato un po' sotto campo. Mi sembrava insomma il giocatore destinato a fare un flop che non andava bene, quindi non l'ho particolarmente consigliato. Infatti è un giocatore che non ho su nessuno dei 6 fantacalci che faccio. 6 fantacalci? Sì, ne faccio 6. Mamma mia. Bellissimo. E quindi secondo me non so se è solo un discorso di cambio d'allenatore, magari è un discorso di preparazione, magari è un discorso di adeguamento, di adattamento insomma al calcio, perché poi ripeto, anche da giocatore di Football Manager, cioè nel senso comunque su Lozano uno lo conosceva Lozano, quindi uno dice vabbè Lozano è forte, come può essere così? Però tante volte ci sono anche proprio degli scatti mentali. Evidentemente a inizio anno quelle 2 partite in cui è andata giù, mettiamoci anche quella partita col Napoli, sì, col Napoli, con l'Atalanta, che un po' secondo me l'ha sbloccato mentalmente, ha dato il via alla stagione. Tra l'altro una partita con l'Atalanta in cui l'Atalanta si è presentata praticamente con le riserve delle riserve, nel senso, quindi è un episodio, io però credo molto negli episodi e quindi quell'episodio poi fa scattare qualcosa in più nel calciatore. Vero. E Lozano che era forte fa vedere che è forte. E adesso sta aggiungendo anche un certo attaccamento alla maglia, alla causa, perché abbiamo notato che da infortunato praticamente negli ultimi minuti ha continuato a sacrificarsi fino a probabilmente peggiorare il suo infortunio. Vero che secondo me la Juve non segnava neanche con le mani, nel senso sembravano di quelle partite che non avrebbe segnato mai, era veramente e lo dico da fantapossessore di Ronaldo su 2 dei 6 fantacalcio, nel senso, cioè mi sarei aspettato dei gol, ecco, nel senso se non ha o perlomeno una qualche idea di gioco, invece non c'è stato nulla, quindi secondo me il sacrificio è stoico perché dà l'idea di squadra e tutto il resto, ma secondo me se decideva ad uscire la Juve non avrebbe segnato comunque, diciamo, in quella partita. Evidentemente la gabbia tattica fatta era efficace, non c'era verso, insomma non si sarebbe arrivati secondo me alla soluzione del problema per la Juve. Senti, e parlando, tu mi parli di Ronaldo, noi facciamo da napoletani facciamo sempre un discorso quando si è parlato il Napoli può competere eccetera eccetera per i posti alti. Noi ci siamo guardati intorno e abbiamo visto chi ha Ronaldo, chi ha Lukaku, che anche ieri sera, diciamo ieri sera perché buon martedì a tutti, io faccio sempre questa battuta, è sempre martedì su questo canale. Lukaku, partita incredibile, il Milan si ritrova Ibra che incredibilmente ancora vale tutti i fantacrediti che lo pagano, Immobile, Dzeko, insomma il Napoli punta su Osimhen. Tu a inizio anno cosa hai pensato? Ci si punta su Osimhen oppure no? No, io sono stato un fan sfegatato del Napoli di Sarri, fantacalcisticamente, perché giocavano gli stessi 11 e facevano un sacco di gol. Ammetto che da quando è iniziata la Mertens Milik e ora Osimhen, da fantallenatore, visto che secondo me la gerarchia, il non avere dubbi è molto importante al fantacalcio, io inizio anno ho detto io Osimhen non lo so.
io non mi sono, è uno di quei giocatori su cui ho detto non lo so. Chiaro. Cioè non sapevo valutare il giocatore, perché poi è un giocatore anche lì fisicamente, veloce, quello che vuoi, però magari nel ruolo di prima punta non aveva lo strappo, cioè non serviva quel tipo di strappo, perché magari ti immagini che il Napoli faccia gioco e quindi magari sia un altro tipo di giocatore che interessa o che può tornare utile. Poi in realtà all'inizio dell'anno, penso a partita col Parma, no? L'avere lo strappo gli ha fatto molto bene, però poi in termini fantacalcistici, perché poi io ragiono secondo quei termini, di fatti aveva portato 2 gol, e quindi andare a considerare magari Osimhen un secondo slot, insomma diventava un calcolo in cui ti andavi a investire e trovarti un dubbio che non avresti mai risolto, e quando ti metti dentro queste situazioni dove magari fai uno scambio, lo scambi per un giocatore, poi magari si riprende, cioè dico ai fantenatori che ora ha un Osimhen, dico l'hai aspettato all'inizio, Tienitelo. lo hai aspettato dopo che si è infortunato, lo hai aspettato dopo che ha deciso di fare una festa in Nigeria senza mascherina come se non fosse una pandemia globale, lo hai aspettato adesso che è tornato, adesso lo scambi, cioè ormai tienilo e vedi se effettivamente è un giocatore che vale. Però a me già quest'estate mi faceva un po' strano, insomma, che venissero investiti tutti quei soldi su un giocatore che poi giocava in un campionato come quello della Ligue 1, non ce ne vogliono i nostri amici francesi, però insomma il campionato sicuramente minore, sicuramente aveva le capacità fisiche, nel senso che si vedeva che fisicamente era forte, però sono tanti soldi, insomma. Certo, assolutamente, ed è effettivamente una scommessa che puoi vincere, ma che magari puoi vincere sul lungo, come dicevi tu, se ci hai creduto all'inizio mantienilo, ed è un messaggio che io lancio sia al Napoli che ai tifosi del Napoli: aspettiamo un attimo, perché magari l'impatto del campionato italiano, le defezioni, l'infortunio, tutto quello che vuoi tu, ti puoi ritrovare un secondo caso Lozano l'anno prossimo, certo. e sì, con un'idea però, perché tu hai citato bene, tu hai detto magari mi aspettavo l'alternanza con Mertens perché Gattuso giocava in un certo modo con il gioco eccetera eccetera, poi il Napoli mi citi benissimo, perché per questo la qualità, ragazzi, io quando chiamo qualcuno smettiamola, citi il Parma perché lì il Napoli cambia e diventa 4-2-3-1, pensa a un calcio più verticale, quindi interessantissimo anche questo punto di vista. Ludovico, io nel ringraziarti per questa breve ma molto molto intensa e simpatica intervistia pure vabbè, e invito tutta la community a seguirti, perché non se ne pentiranno. Una curiosità: quali giocatori del Napoli ti sei comprato nei tuoi 6 fantacalcio? Ho i portieri del Napoli, Ok. avevo Di Lorenzo perché secondo me era un ottimo giocatore, ma quest'anno il fantacalcio è stato devastato dal punto di vista dei voti, e nonostante non sia un mio calciatore proprio preferito al fantacalcio, anzi è proprio uno dei giocatori che odio di più al fantacalcio, che è Insigne. C'ho Insigne sul mio fantacalcio storico, il mio mantra storico, quello a cui tengo di più, quindi sta giornata l'ho lasciato in tribuna perché dice vabbè dai, contro la Juve, uno storico incredibile, male ho fatto, fortunatamente non decisivo, fortunatamente, se no mi sarei ancora mangiato le mani, però stagione incredibile. E ho anche Zielinski, quindi pescando qua e là li ho, però ecco, sono un po' di anni che da quando c'era il Napoli di Sarri li avevo quasi tutti in tutti i vari fantacalci. Calleon è stato per anni uno dei miei giocatori preferiti al fantacalcio. Sempre sul 6-6,5 e mai fuori dai titolari. Doppia poi, la cosa più interessante era la doppia cifra di gol e di assist, e quello era per il terzo, era il terzo slot, il non plus ultra del terzo slot, e poi al Mantra faceva la V doppia, quindi uno dei miei giocatori preferiti in assoluto storicamente al fantacalcio, quel Caglion. Peccato per Di Lorenzo, perché fai bene a dire che aveva fatto un ottimo inizio. L'unica cosa positiva è che gioca sempre. Sì, quella è una cosa positiva, chiaramente dipende quanti siete al fantacalcio. Se siete in tanti e hai bisogno di uno che giochi sempre, sì. Nel momento in cui si è in 8, in 10, sì, ti serve uno che gioca sempre, però io Di Lorenzo quest'anno lo taravo come secondo slot, cioè come un giocatore ottimo, insomma, da prendere al fantacalcio. Invece all'inizio qualche mezzo punto in meno dato dai pagellisti, che evidentemente avevano qualche tipo di, non so, antipatia o cosa nei confronti del povero Di Lorenzo, che anche se la squadra vinceva comunque prendeva mezzo punto in meno degli altri, e quindi a un certo punto mi sono stufato, ho detto vabbè, tanto non fai il titolare in quel fantacalcio, io ho tutte e tre le frecce, cioè Hakimi, Teo Hernandez e Gosens, ho detto, vabbè, posso fare a meno di Lorenzo. Ludovico, io ti ringrazio tanti. A proposito, ma quale giornale poi è il riferimento? Come, scusami? Quale giornale prendi di riferimento di solito? Oppure fai una media? Come voti io uso soprattutto fantacalcio.it. Ok.
Poi dipende, anni ho giocato con la Gazzetta, sono voti diversi. Poi ecco, io collaboro anche con SOS Fanta, quindi noi solitamente come riferimento usiamo fantacalcio.it quando parliamo in generale di voti. Ecco, e fate bene, secondo me, che sono meno disonesti. Questa è una chiusura mia personale. Ludovico Rossini, ragazzi, ve l'ho presentato, qualcuno sicuramente lo conosceva già, andate a seguirlo, non ve ne pentirete. Grazie Ludovico per questa bellissima chiacchierata. Grazie a te, e tra l'altro sei in un posto magnifico che in questo periodo non so se è più magnifico o meno magnifico, perché te lo puoi godere da solo. Questo è vero, questo è vero, però è sempre una città straordinaria. No, immagino. Grazie ancora. Grazie mille a te. Ciao. Amici bellini, siamo arrivati a 5.000, bravi, ma adesso abbiamo un altro obiettivo, sono i 7.500. Dopodiché la giveaway avrà il sapore di magliette un po' diverse. Iscrivetevi al canale, c'è sta tasto, da Saverio Solo, non mi ricordo come mi chiamo.